Assessore Trupia, ecco, da più parti le arrivano forti critiche, addirittura la richiesta di dimissioni per la sua delega sulla nettezza urbana. Sarebbe, secondo alcuni fonti, l'associazione dei consumatori, Codacons, lei insomma non porterebbe avanti nella maniera giusta il lavoro di pulizia della città, in particolare per delle isole ecologiche che secondo loro sarebbero addirittura illegali. Come risponde a queste critiche e se c'è da parte sua l'intenzione di dimettersi? No, no, assolutamente da parte mia non c'è nessuna intenzione di dimettermi, anzi noi stiamo portando avanti un lavoro importante e lo stiamo portando avanti con i mezzi che abbiamo a disposizione. Stiamo cercando di dare risposte alla città, risposte che vanno nella direzione della pulizia. Per quanto riguarda le isole ecologiche, allora abbiamo tolto l'isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa perché non era più nelle condizioni igienico-sanitarie di rispettarne le condizioni. Stiamo attrezzando quella di Fondacazzo per dare la possibilità, ma già ad oggi dà la possibilità a tutti di poter conferire. Questa amministrazione in ogni caso va oltre, cioè nel senso che dobbiamo munirci dei CCR, dei centri comunali di raccolta. Questo lo stiamo portando avanti, abbiamo già individuato l'area, ci sono i finanziamenti e finalmente potremo dotare il Comune di Agrigento di un'area adeguata, attrezzata a norma di legge. Perché spesso diciamo, quello che viene dalla colpa è che sono vicini troppo ai centri abitati e questo provocherebbe diciamo, delle condizioni insomma, non sanitarie adeguate. Sì, questo è pure vero perché i CCR debbono essere collocati in zone diciamo, periferiche della città e questo che abbiamo individuato come zona è periferica, stiamo parlando di Cugnuvela, c'è un'area comunale adiacente al parcheggio e questo si presta perfettamente alla realizzazione di un CCR che ricordiamo il CCR se condotto a norma di legge non crea nessun problema di natura igienico-sanitaria. Per ciò che riguarda gli abusivi, per ciò che riguarda cumuli di immondezza che spesso vediamo ai bordi delle strade, in questo senso avete cercato di aumentare la lotta all'evasione? Allora, noi abbiamo sempre una nostra pattuglia ecologica che ci supporta in questo tipo di attività. Continuiamo a sanzionare diciamo, coloro che commettono le infrazioni, ma abbiamo allo studio anche la collocazione di una serie di postazioni di videosorveglianza che hanno bisogno del loro tempo per essere installate, ma stiamo andando in questa direzione della videosorveglianza.